Il progetto è diviso in due parti. Una parte museo aperto a tutti e una parte dissuasore contro i pescatori illegali. Un progetto che nasce per salvare le praterie di Posidonia. Questa pianta sta scomparendo per colpa della pesca industriale. Chiunque può venire a Talamone e ammirare le 24 opere d'arte che stanno su un fondale di 4,5 metri, 7,5 metri di profondità. E invece le altre 20 sono posizionate in zone strategiche, collocando in mare prima blocchi di cemento, adesso opere d'arte. Abbiamo salvato 18 miglia di mare, abbiamo rivisto i delfini, le cernie che erano estinte, le aragoste, identici. Negli ultimi anni i social, la comunicazione via internet ha creato una grande visibilità di un problema nascosto.